E allora, sta piovendo, come si dice, o ci inventiamo, candidato bagnato, candidato fortunato, fortunato di no. Ma insomma, a parte le battute, insomma, questa è la prima uscita ufficiale del dottor Fortunato Guarnieri, che, tra virgolette, finalmente c'è l'ufficialità di questa candidatura alle elezioni regionali, giusto? Certo. Nella giornata di venerdì scorso l'Assemblea regionale ha sancito ciò che a livello provinciale le federazioni avevano deciso, e cioè che a Venezia io sono candidato per Sinistra Ecologia e Libertà all'interno di quello schieramento fatto da Verdi e da parte di Rifondazione Comunista, che insieme abbiamo dato origine a questa lista che è appunto Veneto Nuovo. Incominciamo questo mese di campagna elettorale un po' in ritardo, come giustamente Andrea hai detto tu, però credo insomma che le idee, quando sono buone, quando lo sono, possiamo benissimo proporle alle persone, anche se poi i tempi sono stretti, quindi da questo punto di vista non ho un grande problema. Beh, allora noi come blog non parteggiamo per nessuno, cioè noi l'indicazione, quindi noi invitiamo tutti gli elettori ad andare a votare e di votare l'indicazione che diamo invece è quella di votare i candidati di Chioggia, e quindi credo che faccio un po' di propaganda anche per altri, c'è l'Erica Baldini, c'è il Massimo Mancini, c'è il Mauro Mantovà, insomma dovrebbe esserci anche, anzi non c'è anche il Dolfin, però credo che sia estremamente importante cercare di andare a votare e di mettere la preferenza. Adesso poi qua nel caso di Guarnieri abbiamo un ex sindaco, e quindi mi ricordo una volta durante una campagna elettorale che eravamo contro, che tu hai detto, e secondo me era uno slogan, almeno che per me era efficace, il fatto che non devi fare l'orologio, cioè se si inizia tu sei pronto a partire, non devi, e questa credo che sia una cosa molto importante. Ecco, dici qualcosa, però voglio dire, allora, tu sei uno di quelli che è in pista, è uno di quelli che ha anche le probabilità di essere eletto, perché bisogna dire anche questo, perché insomma, diciamo, l'altra volta nel tuo schieramento è stato eletto un consigliere regionale con 1300 preferenze, quindi 1300 preferenze non mi sembra una soglia irraggiungibile. La Laura Bonaldo quella volta ha preso 1700 voti. Voglio dire, ecco, quindi la Laura Bonaldo era all'interno dello schieramento. Tu per Chioggia cosa ti senti di poter fare? Allora, innanzitutto ritorniamo un po' a quello che hai detto, cioè sono già pronto. Questa storia del già pronto bisogna anche stare attenti, perché ormai con l'idea che c'è della politica, di chi fa politica, eccetera, dove sono tutti quanti ladri, delinquenti, eccetera, e la politica fa di tutto naturalmente per consolidare nelle persone questa idea, e cioè che la politica sia marcia. Bisogna stare attenti a dire, sai, io faccio politica da 10 anni, perché questi qua sì, è negativo da una parte, ma è negativo, però io non mi nascondo dietro a queste cose. Io ho fatto 10 anni di sindaco, mi penso di stare nelle condizioni per riuscire a dare il mio contributo come consigliere regionale. Per fare che cosa? Perché qui è il punto. Chi si ripromette di risolvere tutti i problemi del Veneto e di Chioggia in particolare fa un grande errore. Chioggia è vero, ha dei problemi, in particolare quelli legati alla pesca, all'orticoltura, alla portualità, ma poi insomma è una crisi generale che coinvolge la piccola media impresa, gli artigiani, i commercianti, eccetera. Sarei un pazzo a dire io risolverò i problemi, non è così. Cercherò di contribuire insieme ad altri per cercare di capire all'interno di questa crisi, anche in questa città, come si può dare una risposta, delle forme incentivanti, di comprendere quali sono i problemi, eccetera. Però è ovvio che oltre all'esperienza di sindaco, quindi non ho bisogno di imparare meccanismi, strutture, eccetera, in particolare la struttura, come posso dire, dirigenziale, burocratica della regione, cioè, credo che questo insomma sia già nelle mie corde. Mi piace però molto dire un'altra cosa, che è quella che tutto sommato mi pare più evidente. Il bilancio della regione oggi è di 13 miliardi di euro. La sanità prende 8 miliardi e mezzo, quindi vuol dire che 2/3 del bilancio regionale si gioca sulla sanità. Credo che oggi la sanità veneta, che pure ha avuto dei momenti
importanti produca, secondo me, grossi guai nei cittadini. Molti cittadini veneti non si curano più, molti cittadini veneti non fanno prevenzione, i ticket, i tempi di attesa e anche un certo modo, a mio modo di vedere, di pensare alla organizzazione sanitaria con i project finance, gli ospedali che vengono fatti nuovi, per carità, bene, ma vengono fatti con meccanismi che portano a un bilancio poi difficile da gestire a livello veneto. Io credo che tutto questo debba essere rivisitato. L'ultima cosa, anche perché la fortuna evidentemente mi sta baciando perché sta veramente piovendo, io credo che c'è una questione grave nel Veneto, che è la questione morale. Abbiamo assistito da Galan a Zaia, qualcuno in forma personale e qualcun altro anche vicino di banco, Chisso eccetera, dove la corruzione ha imperversato. Allora io credo che ci sia questo problema innanzitutto nel Veneto, di dare una nuova dignità al Veneto, a chi lo rappresenta. Credo che questo sia uno dei primi compiti che noi abbiamo il compito di assolvere. Va bene, in bocca al lupo e ci risentiamo presto. Grazie. Ciao!